Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Confermato il carcere per Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, 2 dei 7 arrestati con l'accusa di aver stuprato in gruppo una coetanea a Palermo lo scorso luglio, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo. E sempre sul caso di Palermo c'è da segnalare l'incredibile presenza su Telegram di diversi gruppi con decine di migliaia di utenti alla ricerca del video in cui si consuma la violenza. Alcuni sarebbero disposti perfino a pagare. Sembra che avesse assunto cocaina e cannabis Giovanni Sala, il 34enne palermitano, morto dopo essere stato bloccato da 2 vigilantes davanti alla sede di Sky a Rogoredo, nella periferia di Milano. Si attende adesso l'esito dell'autopsia. Ha scritto una lettera di scuse al sindaco di Caltagirone, l'uomo che lo scorso 18 agosto ha travolto con un'auto diversi clienti di un bar. Nella missiva ha voluto mostrare il suo rammarico per quanto accaduto. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani il caldo non allenterà la propria morsa sull'isola, bel tempo ovunque ad eccezione delle zone interne dove potrebbero abbattersi brevi temporali. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.